Signore e signori, benvenuti a Forum. I protagonisti di oggi sono la signora Maria Cadacia, che chiama in causa il signor Peppino Dolibrino. Esponete i fatti. La parola alla signora Maria Cadacia. Signorina, prego. A chi su ci faccio levare io vizio da arrostere in da bacconi? A volesse avere sempre la fortuna di poter arrostare signora Maria. Signorina, sì, ma no che mi affare casa di tutto fumo intra. E lei perché non chiude la porta? E chi ci pare che hai a occupare questo capriccio? Calma, calma, signori. Cercate di discutere con calma. Signora Rita da Sarrestia, io calmo sogno. E la signora che isa avucci. Avuci, io mano ietto, se non mi pare i danni che mi ha fatto qua fumo. Questo, cara signora, lo deciderà il giudice. E sogno sicuro che il giudice mi dona ragione a mia. Magari piglio ce n'è. Attenta che il giudice c'aveva l'umazzolo. E se vi capì che mi stava scappando? Dunque, la signora Maria chiede il risarcimento dei danni causati dal fumo dalla canna arrostata. Signor Peppino Dolibrino, lei come si descolpa, Come si descolpa? Io a pigliare sta corpa, altro che discolpa. E che c'è a rispondere? Io manco quando c'è dogno a sta signora. Signorina, prego. Attenta a ricchi. E che fa minaccia? Allora vuole fare sempre da soddio. Signora, in che senso? Che non solo che arrosti in da bacconi, ma un fuoco, un ma che ligna, senza carbone, va. Che certo, ora che stavo carbone che costa che di la carne. Che certo, io fumo a chiara e mi trasse tutto intra. Non è che almeno sta attento a vento. Signora, ce l'appoggio, giusto? Che quello è giusto, signor giudice. Non solo i sauti che hai a fare per cattare due fedozze di carne, ma vi sa stare magari attento di quale lato sciuscia l'uvento. Insomma, signora Maria, lei che danni chiede? Piccia, a mia maddare, 600.000 lire pedente da salotto che sono tutti annichiluti da fumo. 1,5 milioni per pitturare i mura che diventarono più niuri dei sicci. Va bene. E lei, Peppino, che intenzione ha? Che intenzione ha? Ecco, io non ci do manco una lira. Anzi, signor giudice, la prego di farla stornare di casa. A così ci faccio un bottoso da mus. Ci metto una scala a pioggia là e faccio casa e potere. Ah, vero? Un bottoso io ci faccio, non ci rivede a chi so. Vado a deliberare. Momento, signor giudice, scusi. Visto che si fece l'ora di mangiare, che fa? Delibera dopo? E ora pestiamo? Quasi, non mi dispiace. Allora vi piglio focolare da macchina e ne arrostiamo una parra crostata di porco. Una per lei, una per mia e una per Rita da Sarrestia. E io che fate lì? Lei ha drumo fuoco, no? Capisci bambare? È l'unica. E succedendo? Arrostiamo a fuoco lento.